Jacaré. Prima domanda spontanea, l'origine di questo nome, da dove viene? Rispondo io. Allora, jacaré in portoghese vuol dire alligatore, piccolo alligatore. E noi abbiamo dato questo nome al gruppo ormai 3-4 anni fa, perché così un po' per gioco, un po' perché ci piaceva il suono, un po' perché avevamo trovato una frase in un romanzo di Mário de Andrade, che è un autore brasiliano molto importante, in cui c'era un'espressione ironica che ci aveva colpito e dove in realtà non capivamo neanche quale fosse il significato. Poi quando abbiamo scoperto appunto che jacaré voleva dire proprio coccodrillo, diciamo che abbiamo un po' indossato questa metafora e ci piace pensare che la nostra musica è un po' come un coccodrillo che si muove tra mare, tra acqua e terra, nel senso quindi esplora le varie musiche del mondo per poi tornare appunto a terra, che sarebbe la nostra un po' canzone d'autore italiana. Tutti gli elementi ci sono della natura, sì. Sì, Voi avete viaggiato spesso all'estero, sì. avete preso spesso da lì le varie fonti musicali. Qual è il paese che più vi ha colpito musicalmente parlando? Ma indubbiamente anche per le esperienze che abbiamo avuto, un po' il Brasile, comunque l'universo musicale brasiliano. Però in realtà qui abbiamo fatto due percorsi un po' diversi, perché lei diciamo è più specializzata sul mondo lusofono, quindi Brasile, Portogallo, così. Io invece ho avuto esperienze con la musica klezmer dell'Est Europa e un po' la musica mediterranea, insomma avevo altri gruppi, altre situazioni, anche un po' di Africa, così, con molto rispetto, cioè nel senso non in maniera etnomusicologica, però insomma, quindi insomma abbiamo girato un po' sia come singoli sia da quando poi abbiamo creato Jacaré, che nasce come duo, e poi ci siamo piano piano allargati fino al settetto